un importante evento organizzato anche dall'UDC il 28 settembre ad Assisi. Ecco, ne parliamo con l'onorevole Terrana. Di cosa si tratta e quali sono gli obiettivi di questa iniziativa che ha un respiro nazionale? Io intanto ringrazio l'onorevole Cesa perché mi ha dato mandato come responsabile nazionale enti locali di portare avanti questo progetto che nasce qua ad Agrigento il 24 giugno scorso, dove si è parlato di cattolici impegnati in politica e alla dottrina sociale. In quella circostanza abbiamo messo in essere le necessità che ha questo paese di un partito che possa interpretare le esigenze della gente, l'esigenza dell'uomo, e quindi quelle esigenze che mettono al centro l'uomo, i suoi bisogni, le necessità, il lavoro, i lavoratori, temi che oggi non vuole affrontare più nessuno, perché parliamo di tutti altri temi, anche temi scandalistici, perché si arriva al potere per governare e gestire fatti personali, ma la politica è quella di cui ne parla anche la Chiesa, quella Chiesa rappresentata da Paolo VI, che diceva di mettere al centro l'uomo, quindi che la politica era la più alta forma, non era la più alta forma di carità, perché io dico che il politico deve essere un prete laico. E su questa base ho organizzato Assisi. Molti pensavano che era un momento così dell'UDC, ma oggi si è esteso anche degli inviti delle grandi figure culturali, politiche che ci saranno all'interno di questo incontro. Da lì spero che possa uscire un'area politica nuova, allargata a tutto quel mondo cattolico, a quel mondo cristiano, a quel mondo che si rifà alla dottrina sociale. Io sono convinto che sarà un momento straordinario, e da lì partirà quello che vogliono gli italiani. Oggi abbiamo il 37% del popolo italiano che vuole un partito di area cattolica. Certamente non vogliamo fare un partito cattolico, sbaglieremmo, non l'ha fatto De Gasperi, non l'ha fatto Sturzo, sbagliò quando lo voleva fare Murri, ma un partito che mette al centro i valori non negoziabili, perché oggi c'è grande confusione, c'è una caduta etica di valori. Oggi dobbiamo recuperare i valori etici. Se non si recuperano i valori etici non si può costruire un'economia etica, un'economia sociale, un'economia che guarda a tutte quelle famiglie che ogni giorno diventano sempre più povere, perché oggi abbiamo circa 5 milioni di famiglie povere in Italia. Quindi dobbiamo ridistribuire la ricchezza come ha fatto allora la Democrazia Cristiana, e fare crescere il ceto medio. Se riusciamo a questo abbiamo fatto un servizio al paese, abbiamo fatto un servizio alla gente, e questo deve essere la politica per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda.